Piano casa parzialmente dunque impugnato dal Consiglio dei Ministri, a questo punto quali sono le mosse da fare per arrivare a una ridefinizione di questo provvedimento? Ma attendiamo ancora di vedere i verbali per capire esattamente i contenuti di quanto è stato fatto sia nella prima riunione del Consiglio dei Ministri sia nell'incontro successivo di chiarimento al quale ha partecipato il vicepresidente Zorzato con i tecnici regionali e i tecnici del Ministero, perché sulla base del verbale saremo più precisi nel capire quali passi fare prossimamente. In ogni caso l'esigenza resta quella di andare a modificare la legge Piano Casa Ter secondo le indicazioni appunto ricevute dall'impugnativa. Secondo il presidente Zorzato e il vicepresidente Zorzato, i comuni, così come è scritta la legge, hanno già potere di intervento e di limitazione sulla possibilità del piano casa. Secondo noi assolutamente non è così. Dovremo chiarire questo aspetto, capire quale strumento normativo delle norme delle urbanistiche regionali lui intende applicare e confrontarci. Secondo punto da chiarire è i contenuti della circolare applicativa del piano casa che ancora non c'è e sulla quale sappiamo che è stato aperto un confronto con ANCI Veneto. C'è bisogno quindi di una fase di interlocuzione aperta tra la commissione urbanistica, l'assessore Zorzato e i tecnici della giunta e i rappresentanti di ANCI Veneto per arrivare a definire tutti i contenuti e fare in modo che questa fase di incertezza venga chiusa al più presto possibile, perché chi è pronto a fare gli interventi ha bisogno di chiarezza ed evitare ricorsi penalizzanti per tutti.